Non c'è più tempo, la discussione non può andare avanti all'infinito, è una discussione che delegittima il Presidente e i partiti. Se non ci sarà la possibilità di ricomporre il quadro, si andrà avanti con un governo del Presidente. Invito quindi i partiti a cercare l'ennesimo incontro. Sono le parole del Presidente della Regione Crocetta in merito alla soluzione del problema rimpasto. Sui manager, Crocetta ovviamente difende le sue scelte. Per la nomina dei manager della sanità abbiamo utilizzato criteri indiscutibili, senza mediazioni e senza concordare nomi con i partiti. I Sistori e PD hanno partecipato regolarmente alla Giunta e hanno approvato. E chi governa, governa, i partiti esprimono valutazioni che sono dei partiti, però io ritengo che il governo anche debba fare scelte per quanto riguarda la competenza e per quanto riguarda gli incarichi professionali che non corrispondono ai criteri dei partiti. Un'imboscata sarebbe un atto di tradimento della Sicilia che potrebbe creare effetti finanziari devastanti, penalizzazioni terribili che potrebbero portare al dissesto del bilancio regionale. Il messaggio è che Crocetta non lottizza nulla, nessun cerchio magico. I cerchi magici sono quelli dei partiti che non vogliono il cambiamento. Per quanto riguarda il rapporto con l'assessore Valenti, si è ormai logorato, a cominciare dalla giunta che ha composto le tessere della sanità siciliana. L'assessore Valenti non era assente, ha detto Crocetta, ha risposto a un invito del suo partito, si è rotto il rapporto fiduciario, ne tragga le conseguenze. Gli altri assessori io li terrei tutti, ma a prescindere da chi andrà e da chi resterà, però sono certo che la Sicilia non avrà più una giunta così autonoma. Il rapporto col PD resta problematico, per usare un eufemismo, dice Crocetta. Raciti chiede un patto tra alleati. Io ho mostrato ampia disponibilità, fino a domenica ho usato toni moderati. La sanità però è la sanità e la battaglia della sinistra non è stata quella di scegliere i manager sulla base delle competenze. Si confonde la democrazia con l'oligarchia partitocratica. Ho ricevuto una nota di apprezzamento dalla segreteria nazionale e una nota diversa dal segretario regionale. Insomma, io col PD devo avere sempre guai. Sono d'accordo con Faraone, ho sostenuto Raciti e ho sempre cercato un dialogo, ma a un certo punto la politica si ferma. Per me sviluppo e lotta alla mafia sono inseparabili.